Eccoci qua, siamo rientrati, ecco, siamo rientrati in studio. Adesso lasciamo la parola a Graziano Azzalì in merito appunto a questo avvenimento che è successo qualche anno fa, appunto di questo referendum, e eventualmente la sua visione di questo avvenimento e eventualmente cosa auspica nel futuro. Sì, allora, io non voglio continuare la disputa sul filo del diritto, ovviamente lascio agli avvocati questa questione, però io do una lettura politica e sempre della Corte leggo qualcos'altro però, perché la Corte sentenziò anche, oltre ad approvare quel referendum, sentenziò che quel referendum non determinava l'approdo, diciamo, di quella che dopo doveva essere la trattativa tra Stato e Regione, era meramente un referendum consultivo, cui ho portato rispetto perché quando la gente va a votare merita rispetto e attenzione e determina casomai un vincolo politico, però voglio dire non poteva essere un vincolo giuridico, eccetera. Questo è, sì, infatti concordavo su questo, non è una cosa che obietto, no? Ecco, un vincolo politico per chi lo promosse. Però quel referendum, mi consente dei 5, forse è stato aggiunto così, insomma non lo so, ma era estremamente generico, perché un elettore che va a votare e che è andato a votare non sa per cosa ha votato in realtà, perché voleva l'autonomia, però Zaia diceva io voglio tutto, ma altri che si erano schierati a favore di quel referendum per esempio avevano delle perplessità su tutte le materie. Per esempio parte del mio partito che sostenne il referendum, a differenza del sottoscritto, pensava che bastassero, l'autonomia doveva essere limitata ad alcune materie, per esempio, e non ad altre, cioè mancava un quesito cui la gente doveva in qualche modo, era chiamata a votare. Questo voglio dire, la genericità del quesito insomma rende discutibile la consultazione, insomma. Lo disse anche voglio dire, è oggettivamente, è un dato oggettivo questo. Allora, ne diamo una lettura politica. È stato poi enfatizzato questo referendum, siccome i veneti sono andati a votare in 2 milioni, vogliamo l'autonomia, ci è leso un diritto, e questa è una vulgata, insomma, una pubblicità, un modo di far politica che va avanti da 2 anni. Di fatto cosa sta succedendo però? Che su questa vicenda la Regione Veneto ha messo da parte tutta una serie di cose che invece dovrebbe fare in quanto Regione e ha puntato tutte le sue carte su questa autonomia. Poi dopo la Lega però nel frattempo è andata al governo e io leggo che o il governo cade se non si fa l'autonomia, Salvini stesso, insomma, dopodiché, dopo 15 giorni che il governo è fatto ci doveva essere, poi 1 mese, poi 2 mesi, poi 3 mesi, poi per Natale, poi il giorno del referendum si doveva fare addirittura a Palazzo Ducale, era stato prenotato, poi disdettato dalla giunta, lo sa vero avvocato, no? Quindi per fare l'anniversario, che chissà cosa si doveva realizzare. Nel frattempo tutte le regioni, o quasi tutte insomma, stanno chiedendo maggiore autonomia, perché è anche vero che perché cos'è che è passato? Un altro dato poco giuridico ma molto, voglio dire, possiamo anche andare a chiedere alla gente, è passato che con l'autonomia io avrò più soldi. Perché la pubblicità di quel referendum si basava lì. Zaia ha fatto un libretto così in cui risolveva tutti i problemi dello scibile umano, perché aveva più soldi. Eccolo qua. Voglio dire, è un campionario di stupidaggini, cioè voglio dire, è un campionario di stupidaggini politiche, amministrative, perché non corrisponde al vero. Non corrisponde al vero, la stessa Corte, cioè voglio dire, il governo, la stessa Stefani ha detto che non ci saranno risorse in più, non ci saranno i 9 decimi e i soldi trasferiti saranno quelli che lo Stato impegna per esercitare per amministrare quelle materie. Punto. Lì c'è scritto che avrò i soldi per fare tutto e di più.
Cioè, voglio dire, quindi, tant'è che poi l'hanno presentato, ma dopo l'hanno subito messo da parte, perché era difficilmente sostenibile lì, voglio dire, provava un po' di imbarazzo anche nei proponenti più convinti, insomma, Zaia non l'ho mai visto circolare con quel libretto e ha detto tante di quelle cose, ha detto bisogna portare rispetto ai cittadini, è una battaglia storica, il Veneto ha subito, è una questione geopolitica, come ha rivendicato pochi giorni fa nell'audizione, siamo posti tra due regioni, diciamo, autonome, eccetera. Insomma, questioni che devono essere affrontate, però guardate, e chiudo, il tema oggi, per come si è arrivati, secondo il mio modesto parere, è quello di un ridisegno dello Stato. Assolutamente. Perché un ridisegno dello Stato. Allora, che ci debba essere maggiore responsabilizzazione a livello locale, che questo si debba trovare, è chiaro. Però io credo che non possiamo fare una trattativa con il Veneto e stabilire una cosa, con un'altra stabilire un'altra, eccetera. Ci possono essere delle modifiche, ma dobbiamo metterci d'accordo come lo vogliamo governare, lo vogliamo amministrare questo Stato, perché qualche mese prima del referendum, fino a qualche mese prima, si parlava delle regioni, per esempio, come centri decuplicatori di spesa, e alcune spese non aveva senso, voglio dire, e andava in qualche modo semplificato alcune cose. Allora mettiamoci un po' d'accordo, probabilmente no, la verità, insomma, in media stat virtus, avvocato, no, lei me lo insegna, voglio dire, quindi probabilmente è opportuno semplificare alcune cose e andare anche in direzione di una maggiore responsabilizzazione. Marcello Bano, allora, che Io mi trovo veramente un po' in imbarazzo questa sera, perché a parte che qua ci sono degli eroi, perché io li considero eroi, perché nel 2014 ero presente di fronte al Palazzo Forofini e ho aderito alla manifestazione congiunta con l'Indipendenza Veneta, con la Lega, con tutti i movimenti autonomisti. Siamo andati là senza bandiera di partito, siamo andati là per sostenere il Consiglio regionale che si esprimesse a favore del referendum, per indire il referendum. Poi c'è il professore, l'avvocato Cacciavillani, che io stimo e ammiro per quello che sta facendo, per quello che ha fatto, nonché tutte le serate sono state fatte, perché io sono un po', penso di essermi speso come tantissimi altri veneti sulle serate informative, su quello che chiedevamo, su quello che ci dicevano anche altri esponenti politici, perché non abbiamo mai fatto, da questo punto di vista qua, la prima cosa che ci siamo posti è con chi portiamo avanti questo progetto di referendum, con tutti i partiti di qualsiasi colore, perché ci stiano. Dopo, anche qua, io sento il consigliere regionale Azzalin, che condivido in parte quello che ha detto, in parte condivido poco o nulla. Il suo partito si è espresso per il sì. Critico. No, lei. No, attenzione. il sì critico. Quando tu quando tu sei di fronte a un quesito referendario, c'è scritto sì, no, non c'è il sì critico. Infatti è stata una posizione stupida, è stata, sul piano politico. Mi fa piacere, perché ricordo al Consiglio regionale che lo stupido sarebbe anche il mio sindaco, nonché segretario regionale del PD. Sul piano politico è una posizione stupida, ho stima delle persone, come il mio segretario regionale che lei ha tirato in ballo, ma sul piano politico stupida, è stata una posizione stupida. Io dal punto di vista politico condivido quello che dice, perché secondo me aveva più senso dire o no o sì, ma no il sì critico, non stava in piedi. Però io vorrei fare un ragionamento un po' diverso dall'aspetto giuridico. Dico solo una cosa, se abbiamo un esponente democratico, di sinistra, io non riesco a capire per quale motivo un concetto di identità, lingua, cultura, la prendo un po' alla larga, tradizioni, diventa un concetto di sinistra quando parliamo del Tibet, dell'Amazzonia o di tutto il resto del mondo. Quando parliamo del Veneto diventa un concetto di destra che bisogna assolutamente ammazzare. Cioè, io questo per esempio non l'ho mai capito. Poi non ho mai capito, anche prima sulla discussione, come mai ci sia questa questione delle 23 competenze, cioè dove noi non possiamo richiedere le 24 materie.
Sinceramente sono previste per la Costituzione, si possono richiedere, ci sono delle regioni che ne ha chieste 6 perché non è in grado di gestire le altre, ma dove sta il peccato di lesa onestà? Chi ti dice che siamo in grado di gestirle bene? Ma non lo può dire lei, fa parte di una discussione in Consiglio. Io posso dirlo più di te, perché oggi come oggi la Regione non è in grado di gestire tutto quello che chiede. Andiamo al vedo, guardate, ma chi ha fatto i fallimenti della pedemontana? Chi ha progettato le infrastrutture? Ma mi volete spiegare e dire che la questione infrastrutturale è una questione che si deve giocare nel ristretto osso regionale? No, ma entriamo nel merito, usciamo dai luoghi comuni per piacere. Usciamo dagli entusiasmi. Ma non entusiasmi, avvocato, io la stimo e la rispetto, però io entro nel merito delle faccende, non del... Scusa una cosa, lasciami... C'è la quinta materia, che una parola solo, professioni. Delle 24 la quinta è professioni. Quindi la regione Zaia che lo chiama. Va bene. Diciamo che la regione potrebbe emanare una legge regionale sulle professioni di avvocato, di medico, di ingegnere, di geometra, eccetera. Ecco, secondo me, fino a un certo punto, ma non certo una legge esaustiva per cui c'è l'avvocato del Veneto che non può patrocinare a Bologna o a Milano perché la legge non... Queste sono materie che sono veramente transregionali, quindi diciamo che il voler tutto è infantilismo, perché non distingue le cose che si possono avere sapendole e potendole gestire da altre cose che viceversa non sono regionalizzabili, perché scusate un attimo, l'intera comunità nazionale. Sì, ma perfettamente d'accordo, però stiamo entrando in un dettaglio, e il dettaglio perdiamo di vista quello che è la sostanza. Io vorrei sapere però, prima di passare la parola al consigliere Azzalì, lei non so per quale tipo di autonomia, ma lei è indirizzato verso un'autonomia o nega la possibilità di farla? No, io penso che... è fattibile o è... Secondo me alcune cose hanno senso a livello regionale, altre no. Tipo? Per esempio non ha senso la questione delle infrastrutture, non ha senso la questione anche della gestione del territorio sotto certi profili, voglio dire, cioè, ci sono delle... andiamo sul pratico, perché vorrei capire... ti ho fatto un esempio, no? Ti ho fatto un esempio, quindi... sul credito per esempio, non ha senso, cioè, voglio dire, ci sono delle materie che non ha senso una gestione regionale. Perché hanno una rilevanza, la domanda che la gente si nazionale. fa, lo Stato centrale è in grado di percepire... Però faccio io una domanda dopo anche al collega prego, siamo di qui per Padova, quello. Sì, certo, e sarà reciproca la cosa. La gente si domanda se lo Stato centrale è in grado di percepire tutte le esigenze che una regione ha. Questo è il punto. Allora, determinate percezioni che non avvengono a Roma perché hanno ben altre cose da fare, non possono essere delegate le regioni? Certo. E quindi potrebbero essere, per esempio, faccio alcuni esempi, cosa lei pensa che il Veneto potrebbe fare autonomamente? Ma perché ti parli scusi, sentiamo la risposta. Di delegate e non attribuite come proprie? Ecco, vabbè. Questo voglio sapere. Allora, ci sono diverse, per esempio non è delegabile, per esempio credo che sulla questione quello che è delegabile. Non è delegabile? No, quello che è delegabile. Tutto tranne. Sentiamo. Tante cose tranne per esempio la questione tranne quello scuola, che lei mi dice questo lo facciamo noi e questo lo fa lo Stato, tranne la questione anche la sanità per certi aspetti, cioè voglio dire viviamo in uno Stato unitario, cioè non mi potete voglio dire viviamo in uno Stato unitario, io credo che determinati principi costituzionali ai quali io credo non vanno messi di fatto in discussione, è una questione capito? Perché adesso mi scusi. Cioè la domanda è che io voglio girare la questione, perché se no entriamo in un ambito che non è quello oggi in discussione. Il tema è, abbiamo fatto un referendum, benissimo, allora sono io che chiedo a chi è il governo
che ha fatto quel governo e che è stato protagonista, perché oggi non si dà conto e non si esegue quello che è stato deciso. Questo è l'argomento che affronteremo dopo. No, però, ma questo è il tema. Allora, perché qua si prende in giro la gente che ha votato e che si dice che si vuole rispettare. 2 milioni di veneti che hanno detto di sì. Il tema non è se io la penso diversamente, il tema è perché non mantengono gli impegni. Perfetto, la gestione del Veneto sia diversa. Adesso andremo a vedere. Lei invece cosa? Allora, intanto dico che sono, perché a me piace ricordare i numeri, 2.328.000. Ma non deve essere vogliamo proposte. 947 veneti che sono andati a votare. No, perché i numeri sono importanti. Io sono andato, e ancora la foto, alle 6 di mattina, per me era una data storica. Sono andato alle 6 di mattina prima di fare la sagra del Ma io non la biasimo, No, ma io ho una forte pazienza, per me era una data storica dove finalmente i veneti, io personalmente potevo esprimermi su una maggiore forma di autonomia. Dopo sento, allora, che noi siamo uno Stato nazionale e chi... No, ma mi scusi, abbandoniamo le polemiche, andiamo sul concreto. Sì, lei come vuole il Veneto secondo questa... Allora la prima cosa... Come conseguenza di questo referendum. Allora la prima cosa che vorrei innanzitutto avere una competenza sulla scuola. Cioè, per me è fondamentale che... Allora, che quando incominci l'anno scolastico non ci sia la migrazione degli insegnanti che vengono un giorno e dopo tornano nella loro regione e quindi rimangono scoperte le classi, primo. Secondo, avrei molto piacere che le mie figlie, glielo sto leggendo io i libri del Vice Zorzi, che le mie figlie conoscessero la storia del Veneto. È una storia millenaria, gliela racconto Marcantonio Bragadin, Enrico Dandolo, Costantinopoli, gliela devo raccontare io perché nella mia scuola, nelle scuole, non c'è un programma scolastico differenziato. Bene. Altro punto? Poi dopo abbiamo parlato di infrastrutture. Allora, io penso che la regione, visto che è la regione meglio governata di tutta la penisola italica, abbia competenza, vediamo sul passante Padova Mestre, il CAV, abbia competenze, quello è il modello secondo me da utilizzare, abbia competenze sulle infrastrutture, tipo autostrade, viabilità, porti e tutto quello che gli va dietro, perché è fondamentale. Seconda, dopo possiamo continuare, io penso che abbia competenza esclusiva anche in materia sanitaria. Noi spendiamo il 90% del bilancio regionale, il consigliere lo sa benissimo, e purtroppo anche là la sanità non può essere una materia di scontri politiche da fazioni destra e sinistra. Abbiamo la regione migliore per quanto riguarda il sistema sanitario che dovrebbe essere preso modello da tutte le altre. Io la vedo in questa maniera qua, poi non riesco a capire, siamo talmente democratici che in nome della democrazia ci comportiamo da fascisti. Andiamo sul concreto, perché se le cose sono concrete non c'è questione ideologica, non c'è questione ideologica, si fa o non si fa, poi se ci mettiamo sopra il colore allora sbagliamo di corsa. A me piacerebbe che fosse un percorso, visto che è previsto, allora, fermo restando che io sono per il principio dell'autodeterminazione. Bene. Su questo c'è un percorso costituzionale che magari io condivido un po' meno, dove è previsto che le regioni possono chiedere, ma perché non me lo date? Cioè, qual è il problema? Perché è una domanda, si può dare anche una risposta. Ma perché mi dici no, ma tu mi devi giustificare, io non te la do, perché non te la meriti, perché sei un incapace. In Parlamento, allora io la voti in Parlamento ma e poi il Parlamento siamo sempre là. Non usciamo, siccome il Parlamento hai la maggioranza, allora porti la proposta in Parlamento e quindi... Allora dopo facciamo il ragionamento politico. Scusi, prima Zalini le ha fatto un'altra domanda, dice ma siete voi al governo, quindi... Che cosa aspettiamo? Allora posso fare, non vorrei sintetizzare... No, gliela faccio io la domanda, così non usciamo dalla polemica. Allora, non vorrei sintetizzare tutto in una battuta, io dico una cosa. Allora, il percorso autonomista è un percorso che è inesplorato, nessuno sa dove ci porterà. È stato fatto appunto... Ma anche l'unità d'Italia era inesplorato. No, là purtroppo si sapeva dove si andava.
purtroppo. No, guardi, il 99% degli italiani era obbligato, sì, ma non hanno mica votato nel 1866, non hanno mica votato. No, parliamo del Veneto, sì. Sì, nel 1866, 22 ottobre 1866. Certo. Se lei, c'è un bellissimo libro di Ettore Beggiato che è stato riaggiornato, dove addirittura su Padova, meriterebbe essere comprato solo per quello, su Padova c'è scritto, c'è ancora il documento della provincia di Padova, c'è scritto: sono passati 18 giorni dall'invasione, dall'occupazione italiana. Sì, certo. Sì, allora, scusa, il fatto storico è che l'Austria consegnò all'Italia, Napoleone III consegnò all'Italia. Bisogna correggere una balla che si corre. Quello del 66 non era un referendum 1866 non era un referendum se passare con l'Italia o no, era se restare francesi o no, perché dovete picarvi in testa che il quesito era contrario, che l'imperatore ha regalato il Veneto alla Francia onde lo trasferisca all'Italia. Quindi la domanda era: vuoi restare come sei? E vuol dire francese. L'abbiamo scappata buona, perché non siamo diventati francesi, siamo diventati italiani, ma bastavano che 3 votassero per il sì, insomma, perché a un certo punto avete pazienza, insomma, con tutto il rispetto per la Francia, quello di sentirmi una colonia francese non rientrerebbe nei sommi. Quindi è una balla di dire hanno votato per venire in Italia, no? Hanno votato per non restare in Francia. Questo era l'oggetto del referendum. No, era l'oggetto del referendum. Questa era la premessa politica, però il quesito era: volete voi, popolo delle Venezie, diventare parte del regno sabaudo? Se votavano di no, professore, se votavano di no rimanevano come erano, ma non si sa l'evoluzione della storia. Con tutto rispetto, professore. Avevamo il prefetto, era un francese, il prefetto di Padova. Però rimaniamo comunque sulla domanda che mi aveva fatto. Perché non riusciamo, perché se siamo al governo non riusciamo a portare a casa questa autonomia? Allora, cercherò di essere diplomatico, perché eviti la diplomazia, la gente ama molto la schiettezza. Allora sarò politicamente scorretto. No, ma non c'entra nulla. Il PD è come Forza Italia, come qualsiasi partito che fanno i loro interessi. Allora, oggi non è nell'interesse di altre regioni che il Veneto sia una regione con più autonomia. Non è l'interesse, perché loro sono convinti che avendo una forma maggiore di autonomia gli arrivino meno soldi. E allora tu devi convivere politicamente con delle forze politiche che dicono: io sono stato eletto da certe regioni e devo portare a casa gli interessi di certe regioni, perché non è un caso, per esempio, che in Veneto gli stessi partiti che sono contro l'autonomia la sostengono e quando vai in altre regioni non la sostengono. E dopo c'è un discorso semplicemente di numeri. Quando la Lega va al governo per fare un patto di governo insieme al Movimento 5 Stelle, va al governo col 17%, mentre la maggioranza ce l'ha il Movimento 5 Stelle. Se oggi andassimo alle elezioni probabilmente la questione sarebbe completamente l'importante è che c'è la volontà da parte della Lega. Mi pare che siamo sconfinati nella questione dell'economia e credo che sia il punto nevralgico, perché se noi vogliamo l'operatività nella scuola, nella sanità e in tutte le altre, la gestione vuol dire che i soldi è necessità del Veneto di trattenere una parte dei soldi che vanno a Roma, che dovrebbero essere destinati al Veneto, che forse, non lo so, tornano. Questa è la mia domanda. A Zalin, ha contezza di quello che torna, se è sufficiente oppure si potrebbe sistemare meglio la questione rimborso al Veneto nel caso di autonomia?
Parliamo dei truffati, parliamo parliamo del residuo fiscale. No, ma è già stato. Scusi, sì. perché parlavo, siccome anche questo è un tema all'attenzione. Per quanto riguarda le risorse, è già stato stabilito, non da noi, è stato stabilito a livello governativo, l'ha ammesso anche il ministro, cioè i soldi che arriveranno saranno quelli, quando ci sarà l'autonomia, se ci sarà l'autonomia, che lo Stato spende per quelle materie, punto, non un euro in più. Quindi se ci sarà un'autogestione di quelle risorse dovrà farlo il Veneto invece che il governo centrale. Tanto più che adesso lo stesso Zaia ha detto ma possiamo partire con la spesa storica, ma fare questo ragionamento no, perché io capisco la frenesia di dover arrivare a un qualcosa. No, ma costo-benefici è vantaggioso o no? Non ci saranno benefici, non ci saranno benefici. Perché? Allora, soldi in più non ce ne saranno sul piano legislativo, eventualmente se noi saremo più bravi, ce ne saranno sul piano gestionale se noi saremo più bravi, però voglio dire, anche qua facciamo degli esempi, siccome prima mi è stato chiesto degli esempi, guardate, i soldi per la sanità ce li dà lo Stato, noi abbiamo un compito organizzativo, la sanità la organizziamo noi. Sì. Okay? Sono soldi nostri. No, scusate. Ma soldi nostri? Scusate perché sennò lo Stato nel riparto nazionale. Scusate, le persone che sono a casa perdono il filo. E invece noi ci teniamo moltissimo, se no cambiano canale. Allora prego, i soldi arrivano dallo Stato. Benissimo. Che organizza la sanità in Veneto è il Veneto. Certo. Adesso però abbiamo fatto un nuovo piano sociosanitario del Veneto, mica ce l'ha imposto Roma. Però in tutti i territori, Padova, Rovigo, Belluno, Treviso, Verona, in tutti, non ce n'è uno che sia contento, non ce n'è uno che dica sì, avete risposto alle attese. Il Veneto, come è organizzato la sanità in questi anni? Cioè voglio dire, noi avevamo, a proposito di responsabilizzazione delle persone, del federalismo, avevamo un federalismo sanitario che responsabilizzava tutti, abbiamo centralizzato tutto a livello regionale. Chi mi dice che la centralizzazione regionale è migliore di quella nazionale, per esempio? Perché noi oggi in Veneto assistiamo a questo, Vuole l'elenco delle nomine che ha sul tavolo Zaia e che non procede perché è tutto fermo e deve decidere lui, a iniziare dalle aree protette e quant'altro, perché in regione non si muove foglia se Zaia non decide lui. Allora, ripeto, le nomine degli enti regionali, per esempio, sono una prerogativa del Consiglio fino a poco tempo fa. Adesso si sta andando a una modifica legge per legge, avvocato, e si avoca alla Giunta, ovvero al Presidente del Consiglio, la nomina. E questo avviene per lo più su base amicale e politica, poi alla fine. Allora, è questa una cosa che, responsabilizza i luoghi, valorizza le competenze, premia il merito? O rende più efficiente le partecipate regionali? Cioè lei dice che andiamo a vedere la politica regionale. Certo. Allora, questo rischio dal punto di vista così del diritto è possibile rimediarlo oppure è necessario passare sempre per il Presidente della Regione secondo le affermazioni di Azzalì? Prego. Vogliamo per cortesia tornare a quel convegno del 1991 in cui hanno vinto a Padovana, è stato dato un programma ideologico grandissimo. Alle regioni si danno i poteri e le funzioni che sono effettivamente in grado di esercitare, che dopo le esercitino male, perché il Presidente è un esclusivista e il Consiglio regionale si lascia calpestare e la Giunta va a sparso e via, questo è un altro discorso. Quindi è una questione di gestione, non c'è rischio. Le 24 materie sono una balla. Tutte le 24, ripeto, non potranno mai essere date integralmente alle 20 regioni, neanche per sogno, perché per esempio le 5 regioni a statuto speciale non hanno tutte le competenze. Lo Stato ha parecchie competenze di intervento diretto in Trentino Alto Adige, in Valle d'Aosta, in Sicilia è una repubblica autonoma e quindi per carità questo è un altro... Quindi quante competenze è realistico pensare per il Veneto futuro? Per carità, adesso che io faccia l'elenco, per esempio in materia della scuola, io sono un po' risentito e qua sono molto vicino a Bano, altro è
lo statuto del docente della scuola, altro è il programma della scuola. Esatto. A un certo punto, quando 4 anni fa c'è stato il Friuli Venezia Giulia, ha fatto una legge in cui includeva il dialetto, secondo noi la lingua friulana, come materia scolastica. Con un gruppo di cui faccio parte, sia pure indegnamente, perché ha detto, beh, insomma, vediamo se la possiamo fare in Veneto. Il gruppo a cui faccio parte ha detto, ma per carità no, perché se introducete con una legge la storia veneta in tutte le scuole, chi le insegna quando abbiamo professori che vengono da Reggio Calabria, con tutto rispetto, per carità, e che se il Veneto, beh, se mi consentite, una lunga esperienza dopo 62 anni di toga, ma ho difeso i pescatori di Caorle che rivendicavano un diritto sorto da una patente dogale del doge Foscari del 1424 che dava ai pescatori di Caorle l'esclusiva della pesca della laguna di Caorle. Sì. Allora, a un certo punto, questioni varie, siamo andati davanti alla Corte Suprema, perché i giudici primo e secondo grado avevano un po' andato per conto suo. Ci siamo trovati, avevo avversari il professor Benvenuti, un grandissimo maestro, e via. Ci siamo trovati davanti alla Corte Suprema, in cui è cominciato il dibattimento, il relatore ha detto, ma sa signori, dice, chiedo un chiarimento perché non ho capito niente di quello che ho studiato per prepararmi alla causa, perché siamo in Laguna Veneta e c'è un plurale di balene. Dice qua, cioè, le balene che girano, dice, sappia io, in Veneto, nella laguna di Venezia, balene, no, il Canzilleri aveva scritto, noi parlavamo di balene. Balene, sì. Ecco, il Canzilleri aveva scritto balene, e che poi l'ho disgraziato a Roma, dice, ma come possono esserci tutte queste balene nella laguna Venezia? Ecco, questo è l'aberrazione, proprio la slogatura tra una realtà e una rappresentazione. Quindi a un certo punto, se fossimo in Veneto, nessuno, insomma, balena si sa perfettamente cos'è, certo. A Roma non si sa più cos'è. Sì. Ecco, vogliamo un po' calarsi nella realtà. Le 24 materie sono una balla, non tutte potranno essere date. Morosi, queste Però 24 una materie, vediamo cosa possiamo fare. Sì, Morosi, queste 24 materie dibattute. Dissento da grande maestro, anche se la sua saggezza ovviamente ci supera, almeno personalmente, perché la sua esperienza e la sua competenza storica, oltre che giuridica, non ha bisogno di presentazioni, però io credo che il tema sia da impostare diversamente. Infatti mi distacco un po' dall'evoluzione che ha avuto questo dibattito. Io parto da un dato, anzi da due dati. La norma regionale, che piace tanto tra l'altro a Cacciavillani, l'articolo 2, l'autogoverno del popolo veneto. Autogovernarsi vuol dire darsi da soli le proprie regole. L'altra norma è la nuova modifica del 116 della Costituzione, del titolo quinto famoso, che dice, la Costituzione italiana dice che alle regioni che ne hanno capacità e ne fanno richiesta possono essere attribuite le competenze in 23 materie, alle regioni che ne hanno la capacità. Allora io, se fossi stato tra quelli incaricati della trattativa, non avrei aperto la trattativa con tante tematiche, avrei chiesto all'interlocutore, scusa governo, secondo te governo italiano, noi del governo del Veneto non siamo in grado di gestirci con le stesse tue risorse, con la nostra organizzazione, con i nostri mezzi e quindi con i nostri soldi, perché le stesse tue risorse sono quelle che ti diamo noi, certo, meglio di come fai tu? Io credo di sì, perché la questione balene, già letterale, ci dice che a Roma non riescono a essere in sintonia neanche con le parole, non con i contenuti. Il Veneto ha potenzialità, capacità, titolo, storia, motivi, migliaia di motivi per prendersele tutte queste 23 materie, anche se, e qua diventa una questione giuridica di attuazione, alcune di queste materie possono presentare dei profili di difficoltà applicativa perché certi principi generali lo Stato li vuol tenere in quasi tutte, perché ovviamente questa... Ma io dico, in quasi tutte.
Allora io dico, ecco perché non ha senso attardarsi in una rivendicazione di autonomia che non verrà mai, perché Salvini è venuto a dirlo in Veneto: votate al 2015, votate Zaia perché avrete subito l'autonomia e immediatamente dopo anche il referendum per l'indipendenza che Renzi ci aveva impedito, che invece lui ci avrebbe fatto fare. Siamo 1 anno e mezzo dal referendum del 22 ottobre e io vedo che, nonostante la minaccia di far cadere il governo, perché nel contratto di governo l'attuazione dell'autonomia, ad oggi non cade il governo, non arriva l'autonomia e i veneti si sentono, mi creda, molto beffati. Perché Salvini non la vuole. Molto beffati, quindi a me le promesse interessano. Se il governo deve cadere per l'autonomia, cada. L'ha detto Giorgetti, l'ha detto Salvini, l'hanno detto tutti. L'ha detto Zaia. Quindi a sto punto o Zaia diventa l'agnello sacrificale del Salvini politico che sta fagocitando tutti i suoi collaboratori, perché io temo, infatti ho lanciato un appello, ovviamente ironico: salviamo Zaia da Salvini, questo è il punto, perché io credo che l'autonomia del Veneto stia portando in un cul-de-sac il presidente amatissimo della nostra regione. E se viene sacrificato lui politicamente, siamo noi tutti ad essere perdenti. Allora bisogna fare una scelta, siamo un bivio: o si sta con i partiti e la politica del governo di Roma, o si sta con quelli che sono gli interessi del territorio. Per questa ragione, quindi diamo anche un chiarimento ai telespettatori di TV7 e Triveneta: noi indipendentisti e autonomisti, e speriamo anche che molti amici della Lega li soddisfatti, abbiamo messo insieme le energie e abbiamo creato il simbolo del partito dei Per Veneti. dare contezza ai nostri telespettatori, Marcello Bano, quanto il Veneto dà allo Stato italiano come contributo, come tasse? Beh, io volevo solo citare 2 dati così. Allora, fino a qualche tempo fa si parlava di 17 miliardi di residuo fiscale, dopo sono passati a 14 miliardi di residuo fiscale. Ho sentito prima parlare quanto spende lo Stato italiano. Partiamo dalle cifre, quindi noi contribuiamo per l'erario per 14 miliardi. 14. E quanto ne tornano in Veneto? Non ritornano? No, quelli se ne vanno. Quelli se ne vanno, appunto. Cioè, noi stiamo mantenendo per 3/4 la Sicilia, tanto per dire che ha un deficit. Sì, questo non c'è dubbio. Abbiamo già parlato. Scusi professore, sono 70 i miliardi che il Veneto dà di tasse. 70 miliardi. Eventualmente. 70, e lo Stato con ne la restituisce. mala gestione ne spende meno di 50 e il resto differenza. Diamo i numeri. Residuo fiscale. 70 miliardi. E ne tornano indietro 14. Non ritornano indietro. Ne spende meno di 50. Secondo certi calcoli, però alcune cose non sono state del tutto conteggiate e quindi, voglio dire, è opinabile perché non esiste un metodo avvalorato di calcolo del residuo fiscale. Diamo un'indicazione Ho capito, noi si versa di più, come versa di più la Lombardia, come versa di più il Lazio, come versa di più l'Emilia Romagna, il Piemonte, tutto il nord produttivo. Ma diciamo come benefici quanto ne torna? Abbiamo le pezze di pantaloni, scusate. Cioè noi siamo una delle regioni più produttive d'Europa e questo non è avvenuto perché siamo un paese indipendente, ma perché siamo una regione produttiva all'interno di uno Stato unitario. Perché sembra quasi che noi di questo non abbiamo benefici, perché parliamo del Veneto e di un'autonomia che dovrebbe risolverci i problemi piano. Ma noi possiamo dare un dato da CGA di Mestre, prego, c'è in questo libricino un dato: lo Stato centrale spende in Veneto 2.816 euro per abitante, a fronte di una media nazionale di 3.689, quindi quasi 1.000 in più. Tenendo conto che la Calabria ne ha 4.150 e il Trentino Alto Adige, udite udite, 8.092. Credo che i numeri lasciano, cioè il Veneto oltre quel libricino lì io vorrei che lo completasse la CGA di Mestre, esatto, e che dicesse se aumentiamo a quei livelli, diciamo, la spesa pro capite, i soldi che diamo pro capite agli italiani, e se questo Stato con i suoi residui fiscali attivi riesce a mantenerlo, e qualcuno mi deve dare una risposta. Questo è un altro discorso. Allora vede che questo può essere un fatto che va a torniamo al discorso dell'unità di cui parlava il professor professor Casen e che io vorrei riportarlo, perché ha detto l'unità intoccabile anche come principio, l'ha scritto. Io comincerei a usare un lemma diverso: distinguere unità da unione.
sono due cose diverse. Unità è una cosa indissolubile, unione potrebbe essere una cosa federale, una cosa diversa, quindi cominciamo a mettere i puntini. Al tempo dell'Unità d'Italia c'è stato anche un tentativo di federalismo, ed era una strada probabilmente praticabile, ma era contraria a tutta una serie di politica. No, alla necessità dell'Inghilterra che la vedeva in maniera diversa. Infatti io penso che non sia sfuggito a nessuno, neanche a lei avvocato, che Lattanzi qualche settimana fa ha detto l'autonomia non si farà perché mancano le risorse, e tu per fare l'autonomia devi dare i soldi alle regioni, perché le regioni che hanno il compito precipuo di programmare le proprie attività devono avere le risorse. Siccome le risorse non ci sono, quell'autonomia non si farà. Questo ha detto Lattanzi, l'ha detto qualche settimana fa a report in Corte Costituzionale. Allora ecco perché cade diciamo, il bluff del referendum, perché avete fatto credere ai veneti che era automatico il fatto di avere autonomia e avere più soldi, quando la realtà del paese è molto diversa. Avere più poteri, non più lei, soldi. avvocato, lei ha precisato meglio le cose, tant'è che io condivido alcune cose sue, sul fatto per esempio di dire che se a volte, lo diceva qualcun altro, chiedi che tutto cambi perché nulla cambi, ma se c'era una preintesa e Zaia all'indomani che si era formato il governo si andava subito in Parlamento con quelle 5 materie che riguardava l'80% delle risorse che poi sarebbero venute in Veneto, forse qualcosa avremmo avuto. Scusate, allora io faccio un semplice esempio. Abbiamo fatto una trasmissione sulla questione del Parco dei Nebrodi in Sicilia. Parco dei Nebrodi. È un parco siciliano che è protetto e tutto il resto, e è venuto il testimonio che peraltro purtroppo è rimasto vittima di attentati e che è stato accompagnato, e abbiamo cambiato l'ora della trasmissione per evitare qualsiasi rischio, ed è venuto a testimoniare che lui ha denunciato in Sicilia, nel Parco dei Nebrodi, l'appropriazione indebita dell'organizzazione mafiosa dei Nebrodi e annessi e connessi della Sicilia per 4 miliardi dalla Comunità Europea. Sono 4 miliardi che l'Italia ha dato e l'Europa ha restituito all'Italia sotto forma di aiuti. Quindi 4 miliardi non sono arrivati nel Veneto, noi siamo troppo lavoratori, troppo onesti, sono andati a finire in Sicilia, ma in Sicilia questo è fattibile, perché lo Stato in Sicilia non esiste. Allora, vogliamo capire un attimo dove stiamo andando? Io ho fatto un calcolo, secondo il professor Tagliacarne, dice che il Veneto ha circa il 12% del PIL italiano. No? Sì. Quindi se io calcolo il 12% di 4 miliardi vuol dire che circa 400 milioni li ha dati il Veneto per finanziare la mafia, che con quei soldi, testimonio presente nella nostra trasmissione, ha comprato droga, ha trafficato nella droga e poi viene in Veneto a comprare le aziende. Allora io vorrei far capire che l'economia non è soltanto una questione ti do, mi dai, ma è una questione di tessuto sociale. Certo. Cioè se c'è economia che funziona e l'economia e il vantaggio economico di questa regione ricade in maniera saggia sulla stessa regione, io cambio le scuole, salvo le generazioni future e incomincio a raccontare la storia del Veneto che, guarda caso, anche nella cultura italiana e mondiale non esiste. No. Io so la storia dei medici, ci hanno fatto delle serie televisive RAI, ma che avessero parlato di un doge qualsiasi o della storia di una repubblica che è passata in un medioevo dove c'erano imperi, re non esiste. Ed era l'unica repubblica esistente, ed a battere questa repubblica è stato Napoleone, che è venuto in nome della libertà, della fraternità. Si dice o imperatore o infame, il nome non si pronuncia diciamo mai. Che il secondo è il più adatto, perché poi a Venezia si porta dietro tutto, si porta via perfino i cavalli, ma i cavalli
diciamo che ha una storia vecchia, perché i cavalli di Venezia erano stati rubati dai veneziani a Costantinopoli e portati a Costantinopoli da Costantino, e sono i cavalli di Fidia. Quindi i romani li avevano rubati in Grecia, di conseguenza diciamo che il percorso, però sono stati perlomeno restituiti. Ecco, io domando, questa economia si può cambiare, al di là delle persone che possono sbagliare o fare meglio? No. Perché, prego. No, se il Veneto non incomincia a essere competitivo, perché è un'esigenza adesso al di là dell'aspetto storico, culturale, di tradizioni, c'è un problema di competitività. Il Veneto è incastonato tra due regioni a statuto speciale, due regioni autonome che hanno Trentino e Friuli Venezia Giulia. Sarebbe il Triveneto. Sarebbe il Triveneto. Se noi non mettiamo i nostri imprenditori, perché l'esigenza del territorio è quella, siamo competitivi, cioè dateci la possibilità di poter confrontarci con quelle regioni là, altrimenti le imprese vanno dall'altra parte a fare impresa. Noi non siamo competitivi come prezzi e subiamo purtroppo una concorrenza che non è il massimo della vita da un punto di vista economico, e qua nasce un'esigenza che è economica, cioè noi dobbiamo riuscire a chiudere questo percorso. Io rimango esterrefatto, guarda, lo dico veramente da imprenditore, da veneto, anche da amministratore, da politico, che questa esigenza, dove dovrebbe essere una battaglia condivisa da tutti, cioè non dovrebbe essere della Lega, esatto. Cioè la Lega, cioè, su sta roba qua dovrebbe starne fuori, è stata la promotrice, è stato il volano insieme ad altri dei stakeholder, compreso loro, ma se noi ne facciamo una battaglia politica l'abbiamo già persa, perché ci sarà sempre qualcuno che dirà no perché è il referendum di Zaia, no perché è il referendum della Lega, no perché lo vuole la Lega. No, lo vogliono i veneti, di qualsiasi colore. Certo. Di qualsiasi colore. Posso dire una battuta? Io dico solo questo, il tempo è sempre galantuomo, guardate, certo. E in attesa dell'autonomia, qualcuno che la predica, no, come diciamo la meta che risolverà tutti i problemi, nel frattempo però sperpera miliardi in assistenzialismo invece di sostenere le imprese, di fare una politica, essendo il governo, che sostenga i ceti produttivi per esempio di questa regione. Cioè voglio dire, queste cose vengono tollerate e vengono attuate perché si votano in Parlamento in nome di che cosa? Cioè voglio dire, non è concepibile che oggi noi spendiamo i soldi in assistenzialismo come viene fatto, e poi trascuriamo cioè voglio dire, i ceti produttivi ai cui noi vogliamo risolvere i problemi, però glielo diciamo quando avremo l'autonomia. E nel frattempo cosa facciamo? Scusa una cosa, dai. E nel frattempo le misure che questo governo attua vanno nell'interesse, diciamo, di questa regione? Perché se io devo aspettare l'autonomia per risolvere i problemi della regione, ho capito, allora cosa ci sono andato a fare il governo? Perché oggi il tema è proprio questo, perché la Lega non è più quel partito autonomista che difendeva questi interessi, è diventata un'altra cosa e non può volere l'autonomia. Prima di noi che non vuole l'autonomia è Salvini, lascia a Zaia di tenere lì il banco, Zaia è abilissimo, andrà avanti ancora qualche mese, però poi il tempo si incaricherà di dire come tutto questo si manifesta in un grande diciamo che mi dispiace di dirlo, secondo il punto caro di collega, vista, però è così. No, io sto zitto, dico solo una cosa. Sì, è possibile spostare un pochino, perché a un certo punto quell'articolo 2 dello statuto dice secondo le proprie tradizioni storiche e culturali. Vogliamo dedicare 5 minutini piccoli alla struttura della Repubblica Veneta, che è stato il primo Stato federale della storia. Certo. Perché tutto sommato, quando nel 1404 tutto il Veneto con dedizioni varie erano 17, è corso sotto San Marco, si diceva così allora, invocando la sovranità veneta, ha conservato tutti i suoi statuti e le sue regole. Quindi ecco, diciamo, ma credetemi sulla parola, assolutamente non esiste un codice penale della Repubblica Veneta, no signori, non c'è mai stato un codice di procedura civile, un codice civile, non c'è mai stato, perché ogni
chiamiamola provincia adesso, ma allora si chiamava terra e via, ogni provincia in senso di competenza aveva il suo codice, aveva tutta la sua struttura completa, e la Repubblica l'ha sempre rispettata questa formula, anche attraverso il prelievo fiscale, che era veramente una cosa straordinaria. Non lo so, pensate, faceva la legge finanziaria a ottobre, il Maggior Consiglio votava la legge finanziaria, ma era di una semplicità estrema, diceva quest'anno ci vogliono $1000 per mandare avanti lo Stato. C'era una legge interna che diceva che le varie province fissava le carature delle varie province sull'ammontare generale, quindi non so, Padova doveva pagare l'80%. A sua volta Padova era divisa, tutto il Veneto era diviso in vicariati. Adesso il vicariato è una circoscrizione religiosa, sì, perché il Consiglio di Trento l'ha copiata dallo statuto della Regione Veneto. Certo. Avevamo i vicariati, all'interno dei vicariati le ville, i comuni. A un certo punto, non so, la legge finanziaria dei $1000, ecco, in 2 minuti con la calcolatrice che forse funzionava male, sapevano perfettamente a che cosa, cioè quanto doveva pagare 90 Padovana come villa del vicariato di Padova, perché era un unico vicariato. E poi era una questione interna, cioè la giunta comunale doveva fare le tasse, imporre le tasse. Io sono stato consigliere comunale e assessore comunale prima che questi lei suggerisce che questo potrebbe essere un modello di una repubblica più ampia che quella italiana. A scoprire queste tradizioni storiche. Io ho passato a 24 anni, mi trovavo in giunta a fare la tassa famiglia, la tassa famiglia dei vari residenti, per cui più di qualche volta al bar mi sono trovato a dire eccolo qua il Sassina famiglia. Ma avvocato, forse non assomigliano alla flat tax attuale, perché no, ma a un certo punto diversa, se potessimo facciamo una equipe, vediamo cosa possiamo cavare dallo statuto, dalle tradizioni guardate che è stato il più ti parli di 12 secoli, sono 14 secoli, l'impero romano è durato 700 anni, ma la Repubblica Veneta è durata 1400 anni, insomma ci sarà una ragione per cui è durata così a lungo. Secondo me, e qua chiedo scusa, secondo me è il Foro Veneto, gli avvocati del Foro Veneto che hanno creato la Repubblica Veneta. Chiudiamo con Morosin, un'ultima battuta. Ma io credo che qui bisogna ripensare, partendo il tema dell'autonomia, non solo, bisogna guardare a uno Stato che non funziona. L'Italia non è in grado di riformarsi, che sia il governo di Salvini e Di Maio, che sia il governo del tecnico di prima, che sia il governo della sinistra, quello che abbiamo evidente davanti agli occhi è che l'Italia è irriformabile, quindi bisogna partire dai territori, bisogna partire da un concetto diverso anche della democrazia. Democrazia del territorio è fondamentale. Il Veneto è un territorio particolare, il nostro Veneto il 22 ottobre 2017 si è pronunciato e oggi è sbeffeggiato dalla politica dei partiti italiani. Non si può dire autonomia in Veneto e poi andare in Calabria, autonomia per tutti, perché quando si dirà autonomia per tutti vuol dire che non c'è autonomia per nessuno. Questo è un dato che hanno capito anche coloro i quali non praticano molto il mondo politico. Quindi io spero che riusciamo ad aver più serietà e più rispetto della volontà dei cittadini. Ecco, della propria storia. Prima di chiudere, allora, qualche settimana fa, pochi giorni fa, c'è stato l'incontro, il Presidente Zaia è stato a Roma, la Commissione bicamerale proprio per l'autonomia, a rispondere un po', per fare un po' anche il punto della situazione. Abbiamo estrapolato un breve passaggio, sentiamolo. Il 9 novembre dell'89 sono saliti sul muro e l'hanno tirato giù. E il nostro Big Bang è stato rappresentato dal referendum, ma soprattutto dal fatto di aver presentato una legge referendaria nel giugno 2014. Legge che il governo di prima ci ha impugnato,
nel pieno dei suoi diritti, cioè ha impugnato questa legge. Noi abbiamo combattuto, era la terza volta che tentavamo di fare il referendum e la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi. Lo dico davanti al bicamerale dell'autonomia, che la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi e ci ha autorizzato a chiedere ai veneti: vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite nuove forme e condizioni di autonomia? Ci ha detto, non ci ha autorizzato altri quesiti, nuove forme e condizioni particolari di autonomia. Quindi questo è il contesto nel quale discutere. Noi abbiamo battagliato 15 mesi per portare a casa questa sentenza. Abbiamo avviato un progetto che è assolutamente in linea con la Costituzione repubblicana e con tutte le leggi. Non possiamo accettare che nessuno si permetta di dire sciocchezze rispetto alla legalità del nostro percorso, che ha un vaglio estremo, che è quello della Corte Costituzionale. Ricordo peraltro che uno dei giudici in quel momento era Sergio Mattarella. Detto questo, noi abbiamo attivato, come ha fatto il collega Fontana, tutto un percorso per costruire questo progetto. Presentiamo una richiesta di 23 materie, che sono esattamente le materie elencate nella Costituzione. 23. Bene, allora una battuta. Sì, è solo un dettaglio, perché il Presidente Zaia dice che membro della Corte era Mattarella ha cessato a fine gennaio 2015 e la Corte invece ha deciso ad aprile 2015, quindi vabbè, gli il problema è politico, non è tecnico, l'ha detto anche la Stefani, è politico e quindi deve essere risolto politicamente. Se non lo fanno a Roma dobbiamo farlo noi in Veneto. Noi abbiamo creato il Partito dei Veneti proprio per questo. Su chi dobbiamo sparare, avvocato? Su noi o sul Veneto? Sul Veneto, ma sono gli stessi. Volevo dire, dico facciamo avvocato, lei una battuta di chiusura? No, sul fare l'autonomia? Se mi consente, nella mia lingua materna, chi i Veneti si sveglia. Bene, è un buon segnale. Allora, l'avvocato ha fatto da sveglia, prego. Beh, allora, anch'io volevo fare una battuta, c'è sempre un proverbio che mi dicono: ricordate che se sta fatta Venezia in mezzo al mar senza schivai dai veneti. Ma detto questo, e chiudo col discorso politico che a me mi preme, volevo dire che non è che ci sono due leghe, una nazionale. Oggi in Veneto la Lega e Zaia si ricandiderà perché non vuole lasciare il percorso autonomista a metà. Tutte le chiacchiere che diventerà commissario europeo sono tutte cavolate. Spero bene. Vedrai, mi spiace per il collega, regionale, se lo troverà il prossimo anno ancora come governatore, non andrà via e chiuderemo perché Salvini ha bisogno di Zaia molto più che Zaia di Salvini, perché oggi la Lega in Veneto è Zaia. Perché sono un avversario politico, ma stimo i miei avversari, quindi io Zaia non ho nulla. Le do la parola subito. Spero, prometto euro, vogliono l'infinito futuro, no? Quindi io spero che invece passiamo al presente. Prego, la sua posizione. La mia posizione è che questa battaglia sull'autonomia, questa politica sull'autonomia che va avanti da anni, in qualche modo ha distratto e spostato a volte, più che a volte, spesso, l'attenzione da temi che invece, su cui la Regione invece doveva dire la sua in maniera concreta e non l'ha fatto. E ha demandato e demanda e continua a fare a un'autonomia che ci sarà non si sa quando, diciamo la soluzione di tanti problemi. E sappiamo bene che non ci sarà e sappiamo bene che se il motivo è politico è perché il capo di questa Lega, che si chiama Salvini, non può permettere che il Veneto possa avere l'autonomia che invoca Zaia. Ho capito. Bene, allora ci fermiamo qui e ringraziamo gli ospiti che ci hanno accompagnato in questa prima parte della trasmissione. Grazie all'avvocato Alessio Morosin, Partito dei Veneti, grazie all'avvocato Ivone Cacciavillani, grazie anche a lei, grazie a Marcello Bano della Lega, vicepresidente della provincia di Padova, e grazie a Graziano Lazzalini, consigliere regionale del Partito Democratico. Adesso andiamo in pubblicità, ma poi abbiamo la rubrica del Memento che questa sera dedichiamo nuovamente alla sanità e ci occupiamo della carenza dei camici bianchi. A tra poco, dopo la pubblicità.